C'è gran bagarre in vetta nel campionato di eccellenza alle spalle di Nuorese e Tempio che guidano la classifica. Tante squadre che rincorrono le loro ambizioni. Tra queste, quelle che vediamo di fronte a noi, immortalate dalle immagini di Andrea Farris, che ci porta al Salvatore Zicchina per Ilva Maddalena Tortolì. Squadra al centro del campo a dirigere le operazioni di gioco la signora Rosanna Barabino della sezione di Sassari, assistenti Antonio Carbini e Matteo De Gortes, entrambi della sezione di Olbia. Andiamo subito con le formazioni mentre sono in corso le operazioni di sorteggio. Partiamo per doveri di ospitalità dal Tortolì che schiera Daga, Ferrareish, Larac, Contu, Dezan, Loi, Cocco, Serra, Forense, Poli e Roberto Piroddi. A disposizione di mister Salvatore Mereu abbiamo Tangiano, Alessandro Piroddi, Pili, Del Piccolo, Niedu, Rarinca, Sulis, Soggia e Manconi. La risposta dell'Ilva è affidata invece a Manis, Manisto, Zaharia, Verdoliak, Bonu, Esposito, Alvarez, Lima, Decenco, Attili e Piassi. A disposizione di mister Sandro Acciaro abbiamo Verardi, Munua, Bulla, Galvani, Vitelli, Aversano, Canu, Mondino e Serra. Il Tortolì va a sistemarsi nella metà campo di sinistra nella consueta casacca rosso-blu, la squadra ogliastrina che muoverà il primo pallone con il calcio d'inizio. Nell'altrettanto consueto bianco-celeste l'Ilva Maddalena sfida tre inseguitrici del duo di testa, 3 punti in meno all'Ilva, 12 punti, 3 appunto in meno di Tempio e Nuorese che guidano la classifica. Il Tortolì insegue a 11, sorprendente, buono l'avvio di campionato della squadra del presidente Andrea De Murtas, mentre l'Ilva insomma è annunciata tra le grandi protagoniste di questo campionato. Ancora qualche secondo per la signora Barabino, vi diciamo che intanto si gioca per l'8ª giornata del massimo campionato regionale, attendiamo il fischio d'inizio che sta per arrivare. Eccolo il fischio d'inizio della signora Barabino che dall'inizio alle ostilità con il Tortolì che gioca il primo pallone in davanti, già intercettato dai giocatori dell'Ilva, ma recupera già Lorenzo Cocco che mette in movimento Larac, l'altro scambio con Cocco, poi Serra prova ad alimentare l'azione per il Tortolì, va a chiudere Lima, messo giù, non c'è fallo e dunque può ripartire il Tortolì con Piroddi, servito Contu che perde palla, poi la calcia in avanti Ferrareish per evitare la pressione alta dell'Ilva. Si riprenderà con una rimessa da fondo campo. Dicevamo il resto del programma di questa 8ª giornata del campionato di eccellenza: abbiamo Atletico Uri Taloro, Calangianus Budusò, Ferrini Tempio, Iglesias Sant'Elena, Lanusei Carbonia, Ossese Santa Teresa e Villa Simius Nuorese. Appena potremo daremo anche uno sguardo alla classifica, tutto per merito dell'ufficio stampa dell'Ilva Maddalena che ci fornisce una distinta davvero completa di ogni dato. Ma seguiamo adesso l'azione dell'Ilva con Piassi, Decenco era girato ma riesce in qualche modo a dare il pallone di ritorno. Si trattava di Attili, Piassi in questo momento sta andando a recuperare il pallone, lo lascia a Zaharia. Anzi Piassi va a battere all'indietro nella zona di Mario Esposito, si torna da Manis, serve il piazzamento dei compagni Manis mentre Tortolì porta una linea di 3 giocatori piuttosto alta. Maisto viene anticipato, prova a recuperare il pallone Andrea Poli, ultimo arrivo in casa Tortolì e anche ex di turno avendo militato qualche anno fa tra le fila della squadra isolana. Maisto recupera il pallone, lo gioca su Alvarez, palla in avanti per Decenco, la posizione di Decenco è regolare, si è aperto a destra Decenco che subisce fallo, calcio di punizione in favore dell'Ilva che prova a imbastire il suo primo tema offensivo in questa partita. Si avvicina anche Esposito sul punto di battuta, mentre adesso si rialza Decenco con Bonu, Verdoliak e Lima che hanno già guadagnato il centro dell'area insieme ad Attili. Lima che
uno degli ultimi arrivati in casa Ilva, è andato a segno nella gara giocata sabato scorso a Nuoro, gara terminata sul punteggio di 1-1. Lima ha realizzato il gol del momentaneo vantaggio della squadra isolana al Franco Frogheri. Qui battuta la punizione, Lima non ci arriva, ma ci arriva Attili da pochi passi. Vittorio Attili sblocca la gara dello Zecchina quando stavamo entrando nel quarto minuto di gioco, cambia il risultato, Ilva in vantaggio. Li aveva tirati tutti su di sé Alvaro Lima, la palla è passata e da pochi passi Vittorio Attili l'ha messa dentro per l'1-0 in favore dell'Ilva. Ed esplode lo Zecchina per una gara che si sblocca subito con l'Ilva che trova il vantaggio su una situazione di palla inattiva. Qui Serra gioca all'indietro sul numero 21 Forense, poi pallone spedito in avanti, Serra lo appoggia su Poli, inseguito da Bonu, la rimessa laterale è per l'Ilva. Si avvicina al punto di battuta a Maisto, da Maisto a Bonu, Manis, batte lungo Manis, si è aperto nuovamente a destra Dechenko, la sua sponda a cercare lo scatto di Alvarez che stava prendendo posizione, finisce a terra Alvarez, non c'è fallo, si riparte da fondo campo con Emanuele Daga che sistema il pallone, invita i suoi compagni a salire, andrà a battere lungo. Battuta lunga di Daga, il colpo di testa di Esposito, Lima, Maisto, ancora in avanti per Lima, mette giù il pallone numero 20 dell'Ilva, va via, poi si è aperto Caio Piassi a sinistra, la palla tagliata di Lima, vediamo se Piassi riesce a tenere il pallone in campo, ci riesce, poi però lo lascia lì, concede la rimessa laterale il Tortolì con De Zan. Zaharia dall'out di sinistra tenta di servire Piassi, contrastato dall'Arac, è tutto buono, sarà rimessa al fondo. Ancora la battuta lunga di Daga, palla in avanti, intanto il colpo di testa di Zaharia, prova a subentrare nell'azione Loi, si dimentica il pallone Loi, lo recupera Verdoliak, poi pallone di nuovo a Zaharia che lo spedisce in avanti, c'è la deviazione di Larac e poi sulla rimessa laterale arriva Forense ad anticipare Caio Piassi. Recupera ancora Zaharia, palla all'indietro a cercare Esposito, ora Zaharia, Attili si è aperto a sinistra, da Attili ancora Verdoliak, attenzione alla pressione di Poli, si va da Manis, batte lungo Manis, qui Piassi con un fallo su Larac, calcio di punizione in favore del Tortolì. Subito in salita la gara per la squadra di Salvatore Mereu che dal quarto minuto è sotto di un gol, lo ha realizzato Vittorio Attili, inserimento a centro area, un gioco da ragazzi da quella distanza, indirizzare il pallone alle spalle di Daga. Ferrarescia alla battuta del calcio di punizione, attaccano il limite dell'area i giocatori del Tortolì,
ma Ferrareis gioca a corto su Contu, però bisogna ricominciare perché non era arrivato il fischio dell'arbitro. Contu riceve, prova ad aprire verso sinistra dove stava provando a inserirsi Federico Serra. La palla lo supera, finisce a fondo campo. Rimessa per l'Ilva, Manis va a sistemare il pallone. Tanto qualche scintilla qui tra l'Arac e Caio Piassi, proprio sotto la nostra postazione. Batte lungo Marco Manis, Decenco la sponda di testa, poi Lima protegge il pallone, chiuso da 3 giocatori del Tortolima, la palla passa in ogni caso, poi Decenco apre a sinistra per Piassi, ottimo aggancio di Piassi, 1 contro 1 con Lara, che arrivano altri giocatori del Tortolima a dare una mano, ma Piassi è passato, Piassi lo mette dentro e ci vuole l'anticipo di Contu. Sul secondo palo stava arrivando Valentin Alvarez, bello spunto di Caio Piassi, Ilva vicina al raddoppia. Alvarez dalla bandierina, solita contraerea davvero notevole dal punto di vista fisico la squadra maddalenina. Qui Piassi al volo, ci prova, palla sul fondo, è riuscito a indirizzare verso la porta, ma comunque apprezzabile il tentativo del brasiliano ex Budoni e Latte Dolce. E Daga, come di consueto, va a battere lungo. Battuta di Daga, il contrasto aereo tra Bonu e Piroddi, poi Bonu commette fallo su Poli che era andato a recuperare questa palla vagante, calcio di punizione per il Tortolì che adesso prova a reagire. Contu e Ferrareis sul pallone. Si attende il fischio della signora Barabino che arriva in questo momento, si allontana Ferrareis, va Contu verso il centro dell'area, Manis blocca tutto e va a battere subito in profondità per Alvarez, c'è Contu su di lui, Contu fa rimbalzare il pallone sull'avversario, la rimessa laterale sarà per il Tortolì, siamo all'11° minuto, Salvatore Zecchina 1-0 Ilva, il gol di Attili al 4° minuto. Recupera Contu, palla in avanti a cercare Piroddi, il suo l'ultimo tocco, la rimessa adesso è per l'Ilva. Maisto, Verdoliak, ancora Maisto, scambio con Alvarez, poi Decenco. Qui il rimpallo favorisce ancora Alvarez che danza sulla linea laterale, poi gioca in verticale per Maisto, ancora Alvarez, Alvarez apre a sinistra per Piassi, ancora solo Piassi, davanti a lui Larac, le finte di Piassi, costretta ad arretrare, prova a servire in qualche modo lì, ma l'ha recuperata comunque l'Ilva Maddalena, ancora con Maisto sul settore di destra, insiste la squadra isolana, Maisto la mette al centro, era ben appostato lì ma lo era ancora di più Forense che ha messo il pallone oltre la linea di fondo, sarà calcio d'angolo per l'Ilva, va Alvarez sul punto di battuta. Battuta dentro di Alvarez, il colpo di testa e c'è il raddoppio dell'Ilva con Alvaro Lima, segna ancora lui dopo il gol realizzato a Nuoro, si ripete Alvaro Lima e siamo già 2-0. Lo avevamo sottolineato come l'Ilva nelle palle inattive può portare una vera e propria contraerea.
nell'area avversaria, tanti giocatori dotati di altezza e di fisicità. Uno di questi è Alvaro Lima, che ha messo in rete di testa il calcio d'angolo battuto da Alvarez. 2-0 Ilva, partita già ben indirizzata dalla squadra di Sandro Acciaro, e adesso vediamo quale potrà essere la reazione del Tortolì. Qui un pallone in avanti a cercare Piroldi, anticipato, ma il Tortolì alimenta l'azione con Poli che la perde sul ritorno di Attili. Poi Maisto va indietro da Manis. Manis gioca a sinistra su Zaharia, davanti a cercare Piassi, l'intervento in chiusura di Forense, rimessa laterale per la squadra maddalenina. Dalla linea laterale Zaharia cerca Piassi, quindi Attili di testa verso Decenco, passaggio non precisissimo. Forense pulisce l'aria, ma Ilva che può insistere con Alvarez che si lancia in azione personale sulla destra, si ferma Alvarez, quindi c'è Bonu dietro di lui, Verdoliak, Esposito apre a sinistra per Zaharia, quindi si torna da Manis, cerca spazi l'Ilva, Manis va dalle parti di Decenco, qui forse la trattenuta di Forense, lascia correre la signora Barabino, ancora possesso palla dell'Ilva con Piassi dentro per Lima, quindi Decenco, Forense ci mette il piede ed è un intervento provvidenziale perché Decenco sarebbe arrivato su quel pallone. Siamo dall'altra parte con Cocco che prova a stoppare il pallone con un braccio, secondo l'arbitro, e anche se soprattutto secondo l'assistente che ha subito sbandierato questa infrazione. Calcio di punizione per l'Ilva. Abbiamo superato, stiamo per superare i primi 15 minuti di questo primo tempo. Grande avvio della squadra di casa che ha trovato già per 2 volte il gol. Manis mette giù Decenco e poi lascia Piassi. Piassi apre su Lima, da Lima ad Alvarez, si sta sovrapponendo Maisto, Alvarez invece punta all'area, vince un rimpallo, il tiro, palla che vaga nell'area di rigore, Forense la mette fuori. Ancora Ilva con Bonu, esce dall'area Manis, batte Manis nella zona di Maisto, Maisto prolunga in una zona in cui non ci sono maglie biancocelesti, recupera De Zan per il Tortolì, da De Zan a Serra, gioca corto su Ferrareish, all'indietro cercare ancora De Zan, poi Forense, prova a ragionare adesso il Tortolì, Forense la mette in avanti, prolunga di testa Piroldi, anzi Poli, palla che esce, messa per l'Ilva con Zaharia sul pallone, cercato Decenco, scavalcato dal pallone, ci arriva Piassi, appoggio per Attili che finisce a terra sull'attacco di Serra, calcio di punizione in favore dell'Ilva. Qualche richiamo della signora Barabino all'indirizzo dei giocatori del Tortolì. Qui la battuta di Esposito che a destra cerca Maisto, Maisto lascia ad Alvarez, poi Bonu, Verdoliak, Verdoliak apre a sinistra, apertura un po' rischiosa ma che comunque arriva a destinazione per Zaharia, quindi Piassi, lo scambio con Zaharia che si propone centralmente, poi Lima dopo aver ricevuto da Attili
apre a destra, bella azione questa dell'Ilva con Alvarez che sulla destra prova a saltare Contu che non ha bocca, prova a ribaltare subito l'azione Simone Contu, ma Alvarez gli porta via il pallone nella sua metà campo, poi c'è Lima, Contu torna sul pallone, prova a ripartire il Tortoli con Serra, qui l'intervento di Bonu su Pirodi è regolare, si lamenta Pirodi, poi Bonu viene messo giù da Ferrareis, calcio di punizione in favore dell'Ilva. Vediamo se anche in questa circostanza arriveranno tanti saltatori al limite dell'area. Si sta sganciando sicuramente Esposito, che invece adesso va ad avvicinarsi verso il punto di battuta. Alvarez sul pallone, salgono Lima e Verdoliak. Esposito e Alvarez sul pallone. La battuta di Esposito corta per Verdoliak che non controlla benissimo ma poi riesce a riconquistare il pallone. Zaharia, Caio Piassi gioca centralmente per Attili, ancora Piassi, Verdoliak, Piassi, Forense ci mette ancora il piede, sarà calcio d'angolo. Bel fraseggio questo dell'Ilva Maddalena. Si avvicina sul punto di battuta Alvarez che stavolta andrà a battere, a rientrare. Battuta verso il centro dell'area, c'è il colpo di testa, la palla sul fondo, chiedeva una deviazione Lima. Ancora Lima ci aveva provato, dato vicino alla doppietta personale il numero 20 dell'Ilva, ma sicuramente le palle inattive sono un po' un problema per il Tortolì in questo avvio di gara. Batte lungo Daga a cercare Pirodi, Bonu lo anticipa di testa, poi Forense, Attili, quindi Larac rischia qualcosa, Larac che poi anche con un pizzico di fortuna fa fuori due avversari e prova a impostare un'azione d'attacco da Larac a lui, mette il pallone fuori Verdoliak. Larac gioca su Ferrareis, interviene Decenco, altra rimessa laterale in favore del Tortolì. E forse un fallo, così è di Verdoliak ai danni di Lorenzo Cocco che stava proteggendo il pallone. Calcio di punizione per il Tortolì. Si avvicinano Ferrareis e Contu, un destro e un mancino per la battuta di questo calcio di punizione. Fischio della signora Barabino, va Contu alla battuta verso il centro, direttamente verso la porta, è sicuro Manis fa su il pallone, poi rilancia subito in avanti dove Piassi ha un ottimo aggancio sulla pressione di Serra, poi Decenco prova a mettere in verticale per Alvarez, chiuso, recupera Bonu, da Bonu a Manis, Manis serve Maisto all'indietro per Bonu, un po' in difficoltà l'Ilva in questa circostanza, poi riesce a uscire con Lima pressato da Ferrareis, è tutto regolare. Ferrareis cerca lo scambio con Serra, il fallo di Verdoliak su Serra, il calcio di punizione per il Tortolì. Sta provando a prendere coraggio la squadra viastrina dopo un avvio
di partita piuttosto problematico. Soliti due giocatori sul punto di battuta, Ferrareis con il destro o Contu con il sinistro. Ha mandato un po' di giocatori al centro dell'area il Tortolì, precisamente 6 uomini. Si allontana Ferrareis, va Contu alla battuta, il colpo di testa e la palla sul fondo. Ci aveva provato Poli, si era liberato bene all'altezza del secondo palo. Andrea Poli se n'era un po' dimenticato la difesa dell'Ilva. Prima occasione per il Tortolì. Quando abbiamo superato la metà del primo tempo si vede anche la squadra di Mereu in avanti. Manis la mette in avanti, stoppa Lima, poi interviene Ferrareis che la mette in avanti, poi l'anticipo di Bonu su Piroldi, recupera Alvarez, la gioca all'indietro su Esposito, Esposito a Bonu, quindi Manis, pressione alta del Tortolì, Manis va da Esposito, Verdoliak, pallone a destra su Maisto, la tocca con un braccio Maisto ma lascia correre la signora Barabino. Il Tortolì ha riconquistato palla con Daga che la mette in avanti, lui lo stop di petto, poi sbaglia il tocco sull'Arac, la rimessa laterale e per il Tortolì l'Arac Serra indietro per Dezan, quindi Ferrareis la gioca sull'Arac, in avanti per Cocco, interessante il suggerimento, troppo lungo, comunque non male l'idea di l'Arac. Mette giù il pallone Manis, batte lungo verso Decenco, la sfiora l'Arac, quindi Piassi, la mette giù Caio Piassi, poi apre verso Alvarez, almeno questa era l'intenzione, in realtà ha restituito palla al Tortolì con Contu, poi Serra ha messo giù da Alvarez. Calcio di punizione per il Tortolì, Serra serve il piazzamento dei compagni, poi va da Dezan, quindi Forense. Si fa incontro Serra, riceve, Serra in verticale a cercare lui, da lui a Ferrareis con la suola, poi servizio per Cocco che finisce a terra, calcio di punizione nel ritardo Esposito. Si lamenta l'ex centrale del Budoni per questa decisione della signora Barabino, mentre rimane a terra Cocco, quindi occasione adesso magari per Contu oppure per Ferrareis. Non siamo vicinissimi alla porta di Manis, ma può essere comunque una buona occasione per concludere verso la porta, anche se poi il Tortolì aggredisce l'area dell'Ilva quasi a pieno organico. Rimangono indietro solo Serra e lui a presidiare la tre quarti avversaria, dove per l'Ilva è rimasto il solo Caio Piassi. Vediamo se Contu andrà direttamente verso la porta. E va il fischio, lascia Ferrareis, Contu verso la porta, blocca Manis, tutto facile per l'ex portiere dell'Olbia e della Nuorese. Manis apre per Lima, si deve fermare Lima, gioca all'indietro su Bonu, quindi a Tili, Piassi, si ferma Piassi, gioca su Verdoliak, da Verdoliak sulla destra per Maisto, Alvarez
ancora Maisto, si torna da Manis, Zaharia, quindi Esposito, ancora Zaharia, pressa il Tortolì, poi in difficoltà Zaharia, deve tornare da Manis. Manis poi mette fuori perché c'è un giocatore del Tortolì a terra, dovrebbe essere Roberto Piroddi, qualche problema per il numero 11 del Tortolì, viene richiamata l'attenzione della panchina della squadra ospite e dunque gioco fermo quando ci avviciniamo alla mezz'ora. Salvatore Zecchina, 2-0 Ilva, al quarto minuto Attili, al 13° Lima. Qualche giocatore ne approfitta per dissettarsi o per rinfrescarsi. Non c'è il sole in questo momento, ma le temperature sono ancora alte rispetto alle medie stagionali qui alla Maddalena. Pronto a riprendere, l'Ilva vorrà restituire il pallone. Intanto dagli altri campi intravediamo un doppio vantaggio dell'Uri sul Taloro, dell'Atletico Uri sul Taloro per 2-0. Il Budduso è avanti a Calangianus per 1-0, avanti anche l'Iglesias sul Sant'Elena per 2-0. Le altre partite sono invece sullo 0-0. Attili, Lima ad esterno a servire Caio Piassi, bello lo stop di Piassi che poi chiama all'azione Attili sulla sinistra. Da Attili ancora a Piassi, finisce a terra Attili, c'è un calcio di punizione in favore dell'Ilva. Le altre partite sullo 0-0 ovviamente sono Ferrini Tempio, Lanusei Carbonia, Ossese Santa Teresa e Villa Simius Nuorese. Alvarez ed Esposito sul pallone, si allontana Piassi, due uomini messi in barriera da Daga. E attenzione perché c'è tanta libertà per Piassi nei pressi del limite dell'area di rigore, ma Alvarez va verso il centro, controlla Daga. Gioca corto Daga su Forense, Ferraris, De Zan. De Zan gioca su Contu, la sterzata di Contu che poi invita all'azione il numero 16 Loi che si è spostato dall'altra parte. Contu, Serra, Ferraris, sbaglia Ferraris, recupera Piassi, fa fuori un avversario. Poi va via anche a Ferraris che si aggrappa letteralmente, lascia correre per il vantaggio l'arbitro. Piassi ha ricevuto dentro l'area di rigore, la mette dentro, il colpo di testa a salvare da parte di Poli, se non andiamo errati, era il numero 10. Bella azione di Caio Piassi, più forte anche di una trattenuta piuttosto evidente di Ferraris, ha fatto lo scambio con Alvarez e poi ha messo al centro Decenco, anticipato sulla linea di porta. Ilva vicina al 3-0. Forense in avanti, stoppa Piroddi, quindi Poli, Serra, quindi Cocco mette il pallone sul sinistro, ci prova Cocco, palla fuori, controlla Manis.
Manis gioca corto su Esposito, apertura su Maisto, in avanti per Alvarez, con la sola Alvarez, poi Lima, Maisto che nel frattempo è partito a destra, il contrasto con De Zan vince il duello, poi attenzione al rientro di Alvarez, comunque recupera Lilva, Serra, quindi Forense per Poli, palla dentro, qui il contrasto tra Bonu e Piroddi, alla peggio Piroddi, ma si continua a giocare, tutto regolare. Ferraris, Serra, cerca Contu sulla sinistra, Contu in area di rigore, ingaggia il duello con Alvarez che lo chiude, quindi Lima dietro su Manis in avanti, Maisto ha provato a metterla, anzi l'Alvarez ha provato a metterla giù, ha recuperato il Tortoli con Forense, Larac, Ferraris, Serra, in avanti per Loi, ha spazio Loi, gioca a destra su Poli, Poli la gioca su Larac, il cross teso al centro, non ci arriva nessuno, palla che esce dall'altra parte. Maisto, Decenco, Maisto contratto, lui ha recuperato il pallone, poi il cross dalla sinistra, intercetta Zaria, fa ripartire Piassi in campo aperto, Piassi affronta Larac, gioca in verticale su Attili, inseguito da Poli che lo mette giù, calcio di punizione, arriva anche il primo cartellino giallo per l'ex di turno Andrea Poli, le proteste di Serra. Piassi ed Esposito sul punto di battuta, mentre la signora Barabino ha finito di annotare sul taccuino e tra poco farà riprendere il gioco. Battuta di Esposito, c'è Bonu dall'altra parte, la mette dentro Bonu, il pallone arriva a Lima, il tiro di Lima fuori, non ha calciato benissimo Alvaro Lima. Se l'è ritrovata lì sull'iniziativa di Federico Bonu. Battuta lunga di Daga nella zona di Lima, la tocca lui, poi Verdoliak, si torna da Contu dentro per Serra che riesce ad aggirare la pressione di Attili che poteva essere pericolosa, qui Cocco va via Piassi, poi scambia con Poli, da Poli a Larac, Poli si propone sulla destra, Larac mette il pallone sul sinistro, lo mette dentro, Verdoliak mette fuori e poi Piassi prova a ripartire il duello con Larac che riesce a chiudergli la strada ma toccando per ultimo il pallone. Rimessa per l'Ilva. Zaharia in avanti a cercare Decenco, la tocca il centravanti dell'Ilva, la rimessa adesso per i Tortolì. Serra pressato da Piassi con un fallo, calcio di punizione per la squadra viastrina. Forense la gioca
su De Zan, quindi Ferrareish, è partito Contu, ma Ferrareish torna da De Zan, si abbassa Serra a ricevere il pallone, quindi Forense, Poli, Forense, la pressione di Dechenko, qualche problema per il Tortolì in questo fraseggio. Larak, Ferrareish affrontato da Verdoliak e Piassi a portare via il pallone, Piassi scambia con Attili, Forense esce in anticipo, è tutto regolare, da Forense a Cocco, spinto da Zaharia, se ne avvede la signora Barabina, segna il calcio di punizione al Tortolì, Poli prova a battere subito, la tocca Dechenko, invita alla calma la direttrice di gara, qualche richiamo verbale. Sistema il pallone Ferrareish, 4 uomini al limite dell'area piccola, arriva anche il numero 15 Larak, prende la rincorsa Ferrareish, pallone verso il settore sinistro, controlla Serra, lui, quindi Serra perde palla sull'intervento di Alvarez, attenzione alla ripartenza dell'Ilva con Alvarez che lancia per Caio Piassi entra in area di rigore, Piassi la mette dentro, il pallone rimane lì, Alvarez 3-0 Ilva, se la stava per mangiare la squadra maddalenina, stava davvero per sprecare, Piassi ha rinunciato al tiro, ha messo al centro, pallone intercettato, ma Alvarez ha accompagnato l'azione, è arrivato per primo e ha messo alle spalle di Daga per il 3-0 al 40° minuto. Pallone sanguinoso perso a metà campo e questo gol è davvero tutto di Alvarez, che il pallone l'ha recuperato, l'ha scaricato per Piassi, che ha rinunciato alla gloria personale rischiando di vanificare tutto, ma lo stesso Alvarez ha accompagnato l'azione ed è andato a chiuderla per il 3-0 di un'Ilva davvero micidiale in questo primo tempo. Siamo entrati nel 41° minuto, sta prendendo il largo la squadra di Acciaro e il Tortolì è chiamata adesso a una grande reazione, ha avuto anche una buona occasione per accorciare le distanze la squadra ogliastrina con Poli, che tutto solo ha messo fuori, ma dobbiamo dire che nel computo delle occasioni l'Ilva sta legittimando questo vantaggio che adesso è triplo. 3-0 il punteggio, riepilogo gol al quarto Attili, al 13° Lima e al 40° Alvarez. Maisto in avanti proprio per Alvarez, Esposito, c'è Zaharia solo a sinistra, viene servito, si abbassa Caio Piassi, Piassi in avanti per Dechenko, Forense, poi Zaharia prende il tempo all'Arak, Dechenko apre nella zona di Alvarez che è andata a inseguire il pallone, fallo commesso da Piroddi e calcio di punizione per l'Ilva. Poco più di 3 minuti al 45°, poi forse un eventuale recupero, ma staremo a vedere. Qualche interruzione c'è stata effettivamente. Manis la gioca in avanti, Larak di testa, poi Attili, Ferrareish, interviene Poli inseguito da Dechenko, il fallo di Dechenko, calcio di punizione per il Tortolì. E Larak ha un gesto di stizza nei confronti di Zaccaria che aveva allontanato il pallone,
piccoli segnali di nervosismo in campo. È una partita comunque sostanzialmente corretta. Serra prova a lanciare su Cocco, Zaharia chiude, adesso Lilva prova a ripartire con Dechenko ma in anticipo Forense, quindi De Zan, Daga gioca in avanti, Poli arriva di petto, tiene il pallone in campo, servito centralmente De Zan, Contu, quindi Forense, Loi centralmente per Ferrareis che poi prova a giocare in verticale verso Cocco che nel frattempo era finito in fuorigioco, ha recuperato Lilva con Manis, la gioca lunga, Manis la mette giù, Attili, interviene Forense, Esposito, Zaharia, è partito Piassi, malinteso con l'Arak che ne approfitta, attenzione a Tortoli adesso davanti con Ferrareis, Loi fermato e adesso campo aperto per l'Ilva con Caio Piassi, rientra l'Arak, Caio Piassi, la gioca centralmente su Lima, Lima va via nonostante una trattenuta, Lima poi la mette al centro, Dechenko la lascia passare, poi Attili incrocia debolmente, blocca Daga, ma buona azione anche questa dell'Ilva Maddalena. Ferrareis gioca su Serra, lo scambio tra Forense e Poli, quindi Serra, lui anzi Cocco, Poli, Serra, servito De Zan, porta palla De Zan, prova a regalarsi un attacco finale il Tortolì, Contu, Ferrareis la gioca a sinistra per De Zan, quindi lui, c'è il cross verso il centro e in fuorigioco Poli. Un minuto di recupero. Ci sarà intanto un minuto di recupero, ancora 60 secondi circa in questo primo tempo a forti tinte biancocelesti, con l'Ilva che dopo meno di un quarto d'ora era già avanti di 2 gol con Attili e Lima a rimpinguare il bottino Alvarez al 40esimo. Dechenko, la sponda per Attili, Piassi, il tunnel di Piassi su Poli, ancora Piassi, apre a destra per Maisto che deve impegnarsi per tenere questo pallone giocabile, ci riesce, Maisto lo gioca in avanti, intercetta Serra, quindi Ferrareis la gioca su Piloddi, si gira Piloddi, poi il pallone in verticale a cercare Loi, palla imprecisa, arrivano i 2 fischi della signora Barabino che manda le squadre negli spogliatoi. Al Salvatore Zicchina, Ilva 3, Tortoli 0, un quarto d'ora di pausa per noi e poi torneremo per il secondo tempo.
Medea è la società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas naturale in Sardegna. Medea è presente in maniera totale o parziale in 24 dei 38 bacini in cui è suddivisa l'isola, compresi i capoluoghi di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Con i suoi 1400 km di rete nativa digitale posata, altri 1500 di network digitalizzato e oltre 100 depositi criogenici di gas naturale liquefatto, Medea è la società che nel 2020 ha portato il metano nell'unica regione italiana, la Sardegna, che fino a quel momento ne era sprovvista. Attualmente 111 comuni e 53.000 clienti hanno la garanzia di una fonte di energia sicura, affidabile e più economica di altre tradizionalmente utilizzate sull'isola. Su medeagas.it sono disponibili tutte le informazioni utili dedicate alla società, le promozioni relative ai nuovi allacci alla rete del metano, le attivazioni della fornitura, i contributi per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti interni necessari per consentire il servizio di distribuzione del gas. Per garantire un efficace supporto e accesso al servizio, Medea ha messo a disposizione dei cittadini una rete di infopoint in numerosi comuni della Sardegna, sportelli fisici situati a Porto Torres, Alghero, Sestu, Oristano, Siniscola, San Luri, Osilo e Narcao, per essere ancora più vicini al territorio. Medea, sicurezza, affidabilità, supporto e innovazione per la Sardegna. Quando decidi di ottenere il massimo dal tuo corpo, sai di avere bisogno di un alleato per la tua dieta e allenamento. Online puoi trovare vari e-commerce, è vero, ma nessuno sarà in grado di aiutarti a comprendere esattamente quali prodotti usare per le tue necessità specifiche. Per questo motivo Steve Sport ha creato il primo Sport Food Store in Sardegna, fornito con gli unici marchi che hanno fatto della ricerca scientifica dei loro prodotti la loro missione primaria. Vieni a trovarci in via Mercalli 2 a Cagliari e scopri la nostra nuova gamma di prodotti. A Sassari c'è una struttura ricettiva da tempo punto di riferimento per la tua trasferta sportiva. Con le sue 85 camere, dislocate sui 4 piani, ristorante e 2 suite, l'Hotel Pegasus garantisce a giocatori e staff tecnico il miglior comfort per la trasferta sportiva in Sardegna. A 20 minuti dall'aeroporto di Alghero, a 5 dal centro cittadino, il Pegasus è in posizione strategica anche per chi volesse cogliere l'opportunità di visitare la seconda città dell'isola. Il team sportivo, accolto da staff altamente qualificato, potrà fruire del servizio transfer da e per l'aeroporto, preparando al meglio il confronto nei confortevoli ambienti appena ristrutturati e attrezzati per la riunione tecnica pre-gara. Hotel Pegasus, solo il meglio per il tuo soggiorno. Guarda che il mondo non è tutto rose e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco e per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incastri e se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I vigliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!
Io investo sulla rivista City and City. It's City and City. And I know that too. Scusa, io starei aspettando il mio caffè. Scusa, mi stavo scaricando la tua app. Da oggi è anche la tua app. E adesso è anche la vostra app. My City, anche nella tua città. In Italia, oggi più che mai, qualità e versatilità del servizio di distribuzione sono di primaria importanza quanto la scelta delle materie prime. Grazie all'esperienza più che decennale dei suoi soci fondatori, Winet SRL è in grado di orientarti e supportarti nella consegna dei tuoi prodotti in tutto il mondo, offrendoti un servizio affidabile e professionale. La piattaforma MyWinet ti permetterà di scegliere tra i migliori corrieri esistenti sul mercato, mostrandoti in tempo reale le loro quotazioni comprensive del costo carburante aggiornato ed eventuali supplementi per aree remote o località disagiate. Evidenzierà eventuali mancanze nei dati inseriti dai tuoi clienti nell'indirizzo di destinazione, come l'assenza del numero civico o del CAP. Ti permetterà di monitorare tutte le tue spedizioni avendo ben visibili data di consegna e nome di chi ha ritirato la merce, tutto in un'unica e intuitiva dashboard. Potrai scaricare e gestire in modo automatico i diversi ordini collegando i tuoi e-commerce o marketplace, Amazon, eBay, Etsy, PrestaShop, Shopify, WooCommerce e ti basterà un semplice click per elaborare contemporaneamente sino a 1000 spedizioni in 60 secondi. Oltre 1500 clienti usufruiscono già dei nostri servizi. Tutte le nostre concessionarie aderiscono alla community Sardex Pay. Se anche tu ne fai parte, potrai pagare con la moneta complementare di riferimento del circuito Sardex. Winet, la soluzione completa per la gestione dei tuoi ordini e delle tue spedizioni. Fai la scelta giusta. Scegli Winet. Cos'altro?
E possiamo rientrare dal Salvatore Zicchina per il secondo tempo di Ilva Maddalena Tortolì, e l'ottava giornata del campionato di eccellenza regionale. Un primo tempo a forti tinte bianco-celesti isolane. L'Ilva ha trovato il triplo vantaggio con i gol di Attili al quarto minuto, Lima al 13° e Alvarez al 40°. Non ci sono cambi, sarà l'Ilva a muovere il primo pallone di questo secondo tempo. Abbiamo dato un'occhiata anche ai risultati delle altre partite nel corso dell'intervallo, e con questi risultati, per quanto riguarda la squadra maddalenina, ci sarebbe l'aggancio al secondo posto in classifica, occupato dalla Nuorese, che sta perdendo per 1-0 a Villa Simius. Il primato rimane nelle mani del Tempio in solitaria, Tempio che è sullo 0-0 al Polese contro la Ferrini. Intanto è iniziato il secondo tempo, tra poco andremo anche con un riepilogo delle formazioni e anche di quelli che sono i risultati parziali completi di questa ottava giornata del campionato di eccellenza. Intanto il gioco è fermo perché c'è un giocatore del Tortolì a terra. Allora, per quanto riguarda i parziali, abbiamo Atletico Urita Loro Gavoi 2-0, Calangiano Sbudusò 1-1, Ferrini Tempio 0-0, Iglesias Sant'Elena 2-0, Ilva Tortolì 3-0, Lanusei Carbonia 0-0, ha pareggiato l'Ossese contro il Santa Teresa, era sotto di un gol la squadra bianconera, ha segnato Diego Di Pietro per l'1-1 ed è in vantaggio il Villa Simius sulla Nuorese per 1-0 con il gol di Mauro Ragazzu su calcio di rigore. Gioco che è ripreso con Bonu che gioca su Maisto, quindi ancora Bonu a ricevere, c'è Manis che è uscito dall'area per raccogliere un passaggio, serve il piazzamento dei compagni Marco Manis, poi va a battere lungo nella zona di Alvarez, lo stop di Alvarez, si propone Dechenko, si propone anche Attili centralmente, ma Alvarez va a scambiare con Maisto, poi la mette dentro Dechenko, centrale il suo colpo di testa, si era liberato bene Caio Dechenko, non è riuscito a indirizzare bene verso la porta di Daga che ha bloccato. Prima occasione per l'Ilva dopo nemmeno un minuto e mezzo del secondo tempo, continua la squadra maddalenina a creare occasioni nonostante il triplo vantaggio. Andiamo rapidamente con una lettura delle formazioni. L'Ilva è in campo con Manis, Maisto, Zaharia, Verdoliak, Bonu, Esposito, Alvarez, Lima, Dechenko, Attili e Caio Piassi. A disposizione di mister Sandro Acciaro abbiamo Verardi, Munua, Bulla, Galvani, Vitelli, Aversano, Canu, Mondino e Nicola Serra. La risposta del Tortolì è affidata a Daga, Ferrareish, Larac, Contu, Dezan, Loi, Cocco, Federico Serra, Forense, Poli e Roberto Pirodi. A disposizione di mister Salvatore Mereu abbiamo Tangianu, Alessandro Pirodi, Pili, Del Piccolo, Niedu, Rarinca, Sulis, Soggia e Manconi. Attenzione adesso a questo attacco del Tortolì con Roberto Pirodi che passa in mezzo a tre avversari. Pirodi, palla alta sopra la traversa, era andato via anche a un quarto avversario. Roberto Pirodi ha cercato di indirizzare verso il palo lontano, il Tortolì stava per riaprire la partita o perlomeno stava per dare un importante segno di vita. Bella azione di Roberto Pirodi, palla sul fondo, una bella occasione questa per la squadra ogliastrina. L'ufficio stampa dell'Ilva Maddalena ci ha informato che questa è la seconda partita tra le due squadre nella storia. La prima è stata nella stagione 2016-2017, una stagione particolarmente importante per il Tortolì che ha segnato lo storico approdo in Serie D. Ma un attimo che entriamo in cronaca con Alvarez che punta a Contu. Alvarez fermato. Completiamo dunque l'informazione dicendo che il Tortolì si era imposto qui sull'isola per 1-0 col gol di Placentino. Era un grande Tortolì che avrebbe conquistato lo storico approdo in Serie D. Intanto c'è un cambio per la squadra ogliastrina, sta per entrare Tommaso Manconi con il numero 20 classe 2008, gli lascia il posto Loi ed entra con il numero 20 Manconi scuola Pirri quest'anno al Tortolì. Primo innesto per Mereu per cercare di invertire la rotta in questo secondo tempo.
Serra d'esterno prova a lanciare Cocco, Bonu in anticipo e la gioca all'indietro su Manis. Manis in avanti a cercare Lima, la mette giù Lima, pressato da Serra che gli porta via il pallone, bella giocata del capitano del Tortolice, il ritorno di Lima falloso, calcio di punizione per la squadra ogliastrina. Ferrareish, Larac, ancora Ferrareish, si gira, gioca su Federico Serra, davanti a cercare il conto, chiude Maisto, Alvarez tiene il pallone in campo, il gioco di suola di Alvarez che si porta il pallone fuori, la rimessa è per il Tortolì. Contu, quindi Larac, quindi Ferrareish, apre nella zona di Manconi, gioca il suo primo pallone Tommaso Manconi, la gioca all'indietro su Larac. Serra in verticale a cercare Cocco, rinuncia al tiro Cocco, cerca l'inserimento di Poli che arriva in ritardo sulla chiusura di Esposito, calcio di punizione per l'Ilva Maddalena. Recupera il pallone Marco Manis. Manis gioca corta su Esposito. Bonu porta a palla Federico Bonu, allora in avanti a cercare Caio Piassi, bell'aggancio come al solito del brasiliano che poi cerca però uno spazio, gioca corto su Verdoliak, da questi a Piassi per Bonu carica il destro, debole, blocca Daga, ma ci ha provato Federico Bonu. Alla messa in avanti da Daga, Manconi, nel centro del campo Manconi, l'iniziativa di Manconi, il pallone dentro a cercare Cocco, non sappiamo se in posizione regolare o meno, ma attenzione qui all'errore dell'Ilva, Pirodi, palla all'angolino ma esce, ha cercato di incrociare il sinistro e seconda grande occasione per Pirodi, qui ha pasticciato un po' la difesa dell'Ilva Maddalena e anche stavolta Roberto Pirodi non ha saputo approfittarne. Aveva comunque incrociato bene, la palla non è uscita di molto, intanto fuori Poli e dentro Rarinca, secondo cambio per il Tortolì che sicuramente sta giocando questo inizio di secondo tempo con ben altro piglio, ha avuto sicuramente più occasioni e anche di maggior qualità in questi primi 7 minuti che non in tutti i 45 precedenti. Manis gioca su Bonu, Esposito, la pressione alta di Ferrareish, Esposito torna da Manis, ancora Esposito, allora in avanti a cercare Lima, la mette giù Lima in avanti, attenzione perché si è inserito molto bene Attili che finisce a terra e poi la palla rimane lì, Dechenko fuori, ma c'è una deviazione, calcio d'angolo, era andato giù Attili, ha lasciato correre la signora Barabino e sul proseguo dell'azione ha provato a calciare Dechenko, una deviazione. E se il Tortolì è andato per 2 volte vicino al gol che avrebbe potuto in qualche modo riaprire la partita, anche l'Ilva ha avuto la sua occasione per aumentare ulteriormente l'importante vantaggio. Alvarez dalla battuta del calcio d'angolo, Daga con i pugni, poi recupera l'Ilva con Piassi che la mette in avanti per Attili. C'è una deviazione da parte dell'ultimo entrato Rarinca, palla in out, rimessa laterale in favore degli isolani.
Si muove Dechenko, riceve Dechenko, poi non riesce a servire un compagno, poi la chiusura di Bonu su Cocco è fallosa, calcio di punizione per il Tortolì che sta per effettuare il terzo cambio. Cambio che non viene ancora autorizzato, può giocare il Tortolì con Ferrareis, quindi Rarinca, Larac, Forense in avanti, Manconi apre a sinistra per Cocco, troppo sul portiere l'apertura di Manconi, recupera Manis mentre dovrebbe essere Del Piccolo il giocatore che sta per entrare in campo. Alvarez, Bonu, Verdoliak, Esposito, pallone per Lima, servito Verdoliak, Bonu si è aperto a destra, dentro per Esposito, prova un po' ad abbassare i ritmi l'Ilva in questo secondo tempo, in questo inizio di secondo tempo. Bonu gioca ancora su Esposito, quindi Manis in avanti, la mette giù Lima, a dispetto della fisicità, anche buona tecnica per Lima, come d'altronde per Caio Piassi che qui ha provato a verticalizzare per Dechenko. Una seconda opportunità Caio Piassi che prende in velocità Larac, entra in area di rigore, la mette dentro De Zan, chiude in corner, altro bello spunto di Florenzio Caio Piassi, sempre pericoloso quando può liberare la sua velocità. Intanto vediamo se viene autorizzata adesso il cambio prima di questo calcio d'angolo. È pronto a entrare Del Piccolo e c'è, vediamo, non abbiamo visto il giocatore che è uscito da dietro la porta. Cambio per gli ospiti, è uscito con il numero 21 Forense, Fuori Forense, con il numero 6 Del Piccolo, che a dispetto del risultato ha giocato comunque una buona partita, diverse chiusure importanti per Mattia Forense. Centrale classe 2006, in forza al Tortolì, originario di Orosei. Tanto Alvarez e Piassi nei pressi della bandierina, controlla i blocchi la signora Barabino e autorizza la ripresa del gioco. Palla dentro verso il secondo palo, Esposito prova a controllarla, poi riesce, no, non riesce a evitare l'uscita del pallone, si ripartirà da fondo campo. Daga gioca corto su De Zan, quindi Larac che è passato al centro, Ferrareis, Manconi ha spazio a centrocampo, Manconi prova a partire in velocità, c'è Conto a sinistra, Manconi non lo vede, costretto a tornare all'indietro su De Zan, quindi Ferrareis, anzi Rarinca che la gioca in avanti verso Del Piccolo, perde palla qui il Tortolì ma la riconquista con Serra, prova a giocarla in verticale, legge bene la situazione Bonu, quindi Lima prova a scambiare con Piassi, chiude tutto il Tortolì che adesso può ripartire con Manconi che va via un avversario a Verdoliak che lo mette giù, calcio di punizione. È entrato bene in partita Tommaso Manconi, sicuramente il Tortolì sta mettendo in mostra comunque alcuni giocatori giovani molto interessanti, sicuramente buono anche lo score ottenuto finora dal Tortolì, 11 punti nelle prime 7 partite di questo campionato, niente male per la matricola ogliastrina.
che ha ottenuto 6 degli 11 punti attuali, lontano dal Fralocci. Si attende il fischio di Barabino, 3 uomini in barriera per Manis, la battuta verso la porta, palla che si impenna e finisce a fondo campo. Sarà calcio d'angolo per il Tortolì, ci aveva provato Lorenzo Cocco, va Ferrareish dalla bandierina. Alla messa dentro da Ferrareish, il colpo di testa da traversa, colpita probabilmente da Del Piccolo. E stavolta il Tortolì ci è andato davvero vicino al gol del 3-1. Non sono mancate le occasioni per la squadra ogliastrina, che è cresciuta tanto in questo secondo tempo, mentre per l'Ilva è pronto il primo cambio, sta per entrare Galvani al posto di Esposito. Cambio per l'Ilva. Esce con il numero 6 Mario Esposito. Ed entra con il numero 15 Daniel Galvani. Non cambia nulla nello scacchiere di mister Acciaro, perché Galvani va a prendere il posto di centrale difensivo occupato fino a questo momento da Esposito. Invio di Manis, lascia scorrere Alvarez che prende il tempo a conto. Alvarez entra in area di rigore, mette il cross al centro, il pallone rimane lì, ha provato a tradurre a rete lì, ma stop di petto e tentativo di rovesciata. Apprezzabile l'idea, meno l'esecuzione. Tortolì che riparte dalle retrovie con Larac, palla verso Cocco, prova ad andare via Maisto, la strattonata di Maisto e il calcio di punizione per il Tortolì. Ferrareish scambia con Serra, ancora Ferrareish, pallone in avanti a cercare lo scatto di Cocco, è troppo lungo, recupera Marco Manis. Battuta lunga di Manis nella zona di Decenco, l'anticipo sull'Arac, mette giù Piassi, affronta Del Piccolo, Piassi va via, Piassi prova a entrare in area di rigore, Del Piccolo si mette davanti ma Piassi riesce a mettere dentro per Attili, ci ha provato Attili, poi ci prova Decenco, commette fallo, tentato la battuta al volo, altro bello spunto di Caio Piassi, ma bravo anche Del Piccolo a contenerlo, non è semplice quando il brasiliano parte in velocità. Serra si avvicina a Cocco, Serra invece va da Ferrareish, Ferrareish prova a giocare in verticale, chiude l'Ilva con Maisto, quindi Manis svirgola il pallone, Marco Manis, poi Alvarez prova a prendere posizione su Cocco e lui l'ultimo a toccare. Messa laterale per il Tortolì, Contu, quindi Ferrareish, Rarinca, chiama l'azione Del Piccolo, c'è Manconi largo a destra, Manconi si accentra, mette il cross col mancino e poi Maisto alleggerisce su Manis, non c'è pressione, Manis lancia in avanti verso Piassi, va a vuoto l'Arac ma Del Piccolo subentra e gioca all'indietro su Dagga. Riparte il Tortolì con il suo capitano Federico Serra, Larac, Ferrareish, Serra, De Zan, Larac,
gioca su Serra, quindi l'aggancio di Cocco affrontato da Bonu. Cocco è costretto a arretrare, poi Serra sulla pressione di Decenco riesce a mettere dentro per Piroddi, si alza la bandierina, era in fuorigioco Roberto Piroddi. Intanto è passato in vantaggio anche il Lanusei contro il Carbonia, 1-0 il punteggio, quindi anche il Lanusei si ritroverebbe in seconda posizione insieme all'Ilva e alla Nuorese, che perde invece 2-0 sul campo del Villasimius. Resta da solo in testa alla classifica il Tempio, che è sullo 0-0 sul campo della Ferrini. Campionato davvero molto equilibrato, ancora difficile trovare una leader o comunque un paio di squadre in fuga. Tanto Ferraris qui ha provato a battere la punizione, ma serve il fischio dell'arbitro per la ripresa del gioco e forse alle viste c'è un altro cambio per l'Ilva. Mentre c'è un giocatore a terra della squadra madalenina, dovrebbe essere Zaharia sul settore sinistro. Gioco fermo, mentre abbiamo il vantaggio del Calangianus sul Buduso 2-1 e Intaloro Gavoi che accorcia le distanze a Uri 2-1 in favore della squadra giallorossa. Mentre per l'Ilva sta per entrare Paolo Aversano col numero 17. Aversano prende il posto di Zaharia e poi abbiamo Vitelli al posto. E con il numero 14 Caio Piassi. Vitelli al posto di Caio Piassi. Doppio cambio per mister Acciaro. Paolo Aversano e con il numero 16 Luigi Vitelli. Vediamo se cambia qualcosa nello schieramento dell'Ilva, non sembra. A vedere la disposizione dei nuovi entrati in campo. Eravamo rimasti a un calcio di punizione per il Tortolì. Cocco, Ferrareish, Larac, Zan. Si stacca Rarinca, ancora Larac, Ferrareish, Del Piccolo, Rarinca, ancora all'indietro, esce Daga dall'area di rigore, Larac, porta palla De Zan, servito Contu, Serra, il fraseggio stretto, Cocco inseguito da Lima, scarica a sinistra su Contu, all'indietro per Serra, Rarinca apre a sinistra per Del Piccolo, quindi Larac, ancora Serra, cerca qualche varco di Tortolì, gioca in verticale, Serra su Piroddi, l'intervento di Attili, poi Piroddi ci prova e stavolta ci vuole Manis. Altra occasione per Roberto Piroddi che aveva rubato palla ad Attili, il suo fendente col destro trova Manis in calcio d'angolo
Grande intervento dell'esperto portiere dell'Ilva Maddalena. Tanto il cross di Ferrareis, Lima anticipa anche Manis, poi Alvarez libera l'area di rigore. Contu gioca all'indietro su Daga. Daga in avanti a cercare Cocco, pallone lungo, ne protegge l'uscita Dechenko. Maisto. Altra rimessa laterale per l'Ilva. Ancora Maisto. Il Dechenko anticipato da Dezan, poi Dechenko va a riprendersi il pallone che viene poi recuperato da Verdoliak che apre a sinistra, arriva di gran carriera il numero 16 Vitelli, servito da Aversano che adesso prende palla. Aversano mette il traversone col sinistro, troppo su Daga. Recupera il portiere del Tortolì che gioca corto sull'Arak. Serra, si fa vedere Cocco. Cocco prova a esplodere la velocità, c'è Lima che va in chiusura, è tutto regolare. Ancora Lima, eccede un po' in sicurezza Lima, ma poi esce bene, gioca su Galvani. Quindi Aversano. Galvani apre su Bonu, c'è la pressione di Serra. Bonu mette via, poi Alvarez. Alvarez in verticale per l'inserimento di Maisto, legge bene Dezan che poi viene strattonato. Calcio di punizione per il Tortolì che riparte da Ferrareis, avanza Ferrareis, perde palla sul ritorno di Maisto, poi Verdoliak. Attenzione perché si è inserito bene Aversano, il suo tiro centrale con i pugni Daga. Un po' scoperta qui la difesa del Tortolì. Verdoliak a Attili. Ancora Attili che ha ricevuto Alvarez. Verdoliak. Galvani. Torna da Manis. Bonu. Ancora per Manis. Scambiano ancora i due. Bonu in avanti a cercare Dechenko, lo stop di petto per Attili, ma interviene Rarinka che fa su il pallone, lo serve a Contu, ancora Ferrareis. Cocco punta a Maisto, stava rientrando Alvarez. Cocco è costretto ad andare da Contu, quindi Ferrareis, Del Piccolo a destra, l'Arak. Tanto sono pronti due cambi per il Tortolì, uno dovrebbe essere Marco Nieddu e l'altro Antonio Pili, dovrebbero essere loro gli ultimi due cambi a disposizione di Mister Melio, ma intanto Manconi punta a Vitelli, Manconi sulla linea di fondo, non riesce a passare anche per il raddoppio di Lima, va via Lima, sempre qualche eccesso di confidenza. Palla che esce fuori, intanto c'è un cambio alle viste anche per l'Ilva perché allora esce Ferrareis, se non andiamo errati, per il Tortolì e al suo posto entra Pili con il numero 4. E poi esce Cocco ed entra Marco Nieddu, bomber per eccellenza del Tortolì, quest'anno tornato a vestire il rosso-blu in eccellenza.
dopo la parentesi alla Baunese. Valentin Alvarez. Tanto fuori Alvarez per l'Ilva, al suo posto con il numero 11 Giovanni Bulla. Al suo posto Giovanni Bulla. Gli applausi per Alvarez, che ha trovato il gol, ma è stato anche ispiratore dei primi due con le sue giocate. Grande partita questa per Valentin Alvarez. Quando siamo alla mezz'ora il punteggio non è cambiato, 3-0 il punteggio, che è quello che è maturato nel corso del primo tempo, ma dobbiamo dire che non sono mancate le occasioni, soprattutto per il Tortolì, almeno 4, oltre alla traversa colpita probabilmente da Del Piccolo. Ci sono state le 3 conclusioni di Piroddi, 2 uscite di un niente, sulla terza grande opposizione di Manis. Tortolì che ha avuto un atteggiamento sicuramente più vivace in questo secondo tempo. Tanto qui il fallo su Bonu commesso da Piroddi, calcio di punizione per l'Ilva, esce Manis dai pali per la battuta. Va Manis, Dechenko, la sponda e c'è il fallo su Dechenko e anche il cartellino giallo per De Zan, secondo ammonito della partita. Si stava inserendo bene a Versano, ma ha fermato tutto la signora Barabino per assegnare calcio di punizione da circa 30 metri, forse anche qualcosa in più, posizione centrale. Ferdoliak, Lima, ma anche Maisto sul pallone. Si allontana invece Bonu, che pure è un buon tiratore. Dovrebbe essere Lima l'incaricato alla battuta. Ferdoliak tocca per Lima, esce Niedu in opposizione. Poi Vitelli la gioca in avanti per Bonu, che la mette dentro. Larak pulisce l'area di rigore, forse c'era un fuorigioco di un giocatore dell'Ilva, forse fuorigioco di rientro di Bonu, mentre i Maddalenini stanno preparando un nuovo cambio con Nicola Serra che prenderà il posto di Lima. Cambio per l'Ilva. Esce con il numero 20 Alvaro Lima Scandellari. Esce Lima tra gli applausi, l'autore del gol del 2-0 è dentro Nicola Serra. Ricambia gli applausi dello Zicchina Alvaro Lima, 2 gol nelle ultime 2 partite. Larak, Del Piccolo scambia con Manconi, poi Del Piccolo gioca ancora all'indietro sull'Arak, poi De Zan, si abbassa Pili per ricevere, Pili in avanti a cercare lo scatto di Manconi, bravo Manconi a mettere il pallone giù, poi riesce anche a riconquistarselo e va via Vitelli. Manconi la gioca all'indietro, chiuso, riparte l'Ilva con Dechenko. Da Dechenko il pallone per Bulla che prova a far esplodere la sua velocità. Bulla chiuso da Serra, l'ultimo tocco è di Bulla, la rimessa è per il Tortolì.
può ripartire da De Zan. Pili. Serra. Larac. Pirodi, lo stop di Pirodi cerca lo spazio per andare al tiro, murato da Bonu. Poi Pili, prima anche di Federico Serra, pressato da Nicola Serra. Contu ancora per Pili che non riesce a tenere il pallone in campo. Rimessa per Lilva. Ci aveva provato ancora una volta Roberto Pirodi. Dechenko in anticipo, poi va a chiudere Rarinka prendendo il tempo anche ad Attili, poi finisce a terra Rarinka, si continua a giocare e adesso fischia la signora Barabino che prima ha fatto ampi cenni che non c'era fallo, poi va un po' a riportare la calma tra Nicola Serra e Pili. Manconi gioca all'indietro sull'Arac. Pili dentro a cercare Pirodi, mette giù Pirodi, la posizione regolare, Pirodi la mette dentro, Manis in angolo. Era riuscito a tenere il pallone in campo Roberto Pirodi, poi il suo tentativo di cross trovato Manis in calcio d'angolo. Pili dalla bandierina, pallone che passa ed esce dall'altra parte. La rimessa dal fondo. E intanto, prendendo i risultati che leggiamo come ufficiosi, il Calangianus ha realizzato il 3-1 contro il Budusol, l'Iglesias il 3-0 contro il Quartu e il Santa Teresa è nuovamente in vantaggio a Ossi per 2-1. Tanto palla in avanti, De Zan prima di Dechenko, ma il pallone è buono per Attili, Aversano, Vitelli. Vitelli la gioca all'indietro su Bonu. Prova a gestire il pallone Lilva adesso. Bonu scambia con Serra. Ancora Bonu dietro per Galvani. Verdoliak. Vitelli. Ancora Verdoliak. Butta il pallone in avanti Verdoliak. Dechenko prende il tempo a De Zan. Poi Serra affrontato dal suo omonimo del Tortolì. Qui Verdoliak prova a passare, non ci riesce. Manconi ha recuperato palla, prova a ribaltare l'azione del Tortolì. Manconi fermato con un fallo da Serra. Calcio di punizione in favore del Tortolì. Alla battuta il solito Antonio Pili. Battuta verso il centro dell'area, il colpo di testa di Attili, poi Serra va via da Antonio Pili e lo mette giù. Non concede il vantaggio alla signora Barabino. Calcio di punizione per l'Ilva. Ha rischiato un po' qui Antonio Pili, commettendo questo fallo su una possibile ripartenza. De Zan, qui non si chiude la triangolazione con Serra, poi c'è il fallo sull'Arac commesso da Aversano. Calcio di punizione per il Tortolì. Due giocatori a terra della squadra ogliastrina sono Federico Serra e Ilias Larac. Anche stavolta viene richiamata l'attenzione dalla panchina mentre mancano 6 minuti più recupero
al termine della partita qui a Salvatore Zecchina. Persiste il 3-0 in favore dell'Ilva, maturato nel primo tempo grazie ai gol di Attili al quarto minuto, di Lima al 13° e di Alvarez al 40°. È stato quasi un monologo dell'Ilva il primo tempo, più combattuta la ripresa con il Tortolì che si è fatto sicuramente valere, ha avuto almeno 4 occasioni nitide per andare in gol. La squadra di Salvatore Mereu sicuramente deve ripartire dalla prestazione nei secondi 45 minuti, la squadra ogliastrina che ha pagato un approccio forse un po' molle alla partita, al netto ovviamente della forza dell'avversario, perché l'Ilva è sicuramente, e lo ha dimostrato anche oggi, una delle squadre più accreditate al salto di categoria. Federico Serra pressato da Nicolà Serra, il fallo del giocatore dell'Ilva e il calcio di punizione in favore del Tortolì. Rumoreggia il pubblico dello Zecchina. Pili, Larac, ancora Pili, Larac si disimpegna servendo Federico Serra, palla in avanti a cercare Contu, ribattuta ma l'ha riconquistata il Tortolì. Serra prova ancora a servire Contu, fermato, riparte l'Ilva con Maisto, Maisto cerca l'imbucata per Deccenco, non c'è il fallo di mano di Dezan, Pili recupera il pallone, lo gioca all'indietro su Daga, ancora Pili, lancio in avanti per Manconi, prova a prendere il tempo a Vitelli che invece chiude bene. Verdoliak, Bonu, Galvani, centrale per Verdoliak, ancora Bonu, Manis in avanti nella zona di Attili, il pallone passa a Versano in verticale a cercare Attili, Attili mette dentro Deccenco di prima intenzione, spara alto, bella occasione per Deccenco e non trova la soddisfazione personale. Qui Larac elude l'intervento di Deccenco, poi lancia in avanti per Piroddi, si disinteressa del pallone Piroddi che aveva capito di essere in fuorigioco. La rimessa è per l'Ilva. Intanto gli applausi per Dezan che forse esce per un infortunio, si è fatto male il numero 5 del Tortolì, chiaramente ha esaurito i cambi mister Mereu e quindi Tortolì che chiuderà in 10 uomini, sfortunato in questo finale di partita Santiago Dezan. Manis, Bonu, Verdoliak, in avanti scambia con Attili, poi con Bonu, ancora Verdoliak, parte a sinistra Vitelli, lo scambio con Aversano di prima intenzione, vediamo se la posizione di Aversano è regolare, no, alza la bandierina il primo assistente, il signor Antonio Carbini, tutto fermo dunque. Può ripartire adesso il Tortolì con Larac che scambia con Federico Serra che si è portato in posizione di difensore centrale, ancora Larac.
Rarinca, Contu, Federico Serra, Larac, dentro per Nieddu, lo stop di Marco Nieddu che apre a destra su Del Piccolo, quindi Pili, Rarinca, Larac, ancora Rarinca, intanto qualche problema anche per Pili che si tocca la coscia, Tortolì che non sta chiudendo bene anche dal punto di vista degli infortuni, continua a toccarsi la coscia e a correre all'indietro Antonio Pili, mentre Aversano prova a prodursi in uno spunto, fermato, Pili si disfa del pallone servendo Del Piccolo, ancora Pili, chiaramente claudicante il giocatore originario di Tonara, stringe i denti per chiudere questa partita che avrà 3 minuti di recupero. 3 minuti di recupero. Manconi gioca su Serra, Daga, Larac, poi Manconi gioca su Serra, si muove un po' a tutto campo adesso Tommaso Manconi, mentre Pili sostanzialmente si è fermato, è arretrato Rarinca sulla linea dei centrali, Larac, Rarinca si gioca davvero al piccolo trotto, Larac, Serra scambia con Piroddi e si torna a Daga, Melina del Tortolì. L'impressione è davvero che questi ultimi minuti non li voglia più giocare nessuno. Tortolì già in 10 uomini per l'infortunio di De Zan e con Pili che praticamente non partecipa alla partita. Qui Contu butta il pallone in avanti, controllato da Manis, c'è la pressione di Manconi, meno di 1 minuto e mezzo alla fine. Verdoliak, si muove Bulla ma Verdoliak rallenta, gioca su Nicola Serra, adesso è Lilva a gestire con tutta calma il pallone. Bonu apre nella zona di Aversano, Del Piccolo arriva per primo, poi Vitelli lascia scorrere sull'attacco di Manconi, Galvani, Bonu, Maisto. Sono stati 3 minuti di recupero di sostanziale melina. Dato l'applauso dello Zicchina per la propria squadra che oggi ottiene 3 punti molto importanti per avvicinare la vetta della classifica, che risultati alla mano ma bisogna aspettare l'ufficialità porterebbe i Maddalenini a -1 dal primo posto al momento occupato dal Solo Tempio, mentre l'Ilva dividerebbe il secondo posto con Nuorese e Lanusei. Arriva il fischio finale della signora Barabino, vince l'Ilva per 3-0, i gol di Attili, Lima e Alvarez nel primo tempo, festeggia il pubblico di casa che vede la vetta più vicina. Per il Tortolì un ottimo secondo tempo, confortante in vista del futuro, delle prossime partite, ma certamente bisognerà anche fare un po' la conta con questi ultimi infortuni, sperando che non siano particolarmente gravi. Ringrazio Andrea Farris per la collaborazione alle immagini e alla regia in questa produzione targata Directa Sport Live TV. Da Francesco Tuffo è tutto, auguri di un buon proseguimento di serata.